È approdata a Palazzo dei Giganti l'avvertenza tua. Le forze politiche presenti dentro Aula Sollano hanno risposto all'appello in occasione della conferenza dei capigruppo allargata convocata dal Presidente del Consiglio Daniele Catalano per affrontare questa vicenda che in questi ultimi giorni ha guadagnato la ribalta della cronaca con i licenziamenti di un nutrito gruppo di dipendenti. Licenziamenti che sono saliti ora a 12. Si tratta di lavoratori che lo scorso mese avevano ricevuto una serie di contestazioni disciplinari. Raggelate di fatto le sigle sindacali, CGIL e Confel in particolare. La CGIL lunedì incontrerà l'assessore regionale ai trasporti Marco Falcone. L'ipotesi è che, qualora la mediazione dell'esecutivo Musumeci non dovesse bastare, si potrebbe andare incontro ad uno sciopero e non solo. Insomma, una situazione incandescente attorno alla quale ieri, come detto, si è radunata la politica locale. Presente all'incontro anche l'assessore competente in materia, Gabriella Battaglia, e il dirigente alle attività produttive, Cosimo Antonica. La lente di ingrandimento è stata collocata sulla qualità del servizio erogato, ritenuto non adeguato, ma anche sulle altre criticità legate alle corse che salterebbero e alla protesta dei cittadini. Durante il momento di confronto, i gruppi consiliari hanno espresso la volontà di conoscere se negli ultimi 10 anni sono stati realizzati dei controlli da parte del Comune di Agrigento nei confronti del servizio reso dalla tua e se dagli accertamenti dovessero essere riscontrate delle inadempienze di assumere i provvedimenti del caso, compresa l'ipotesi di una possibile rescissione del contratto. Ricordiamo che la tua opera in questa fase in regime di proroga che dovrebbe concludersi il 31 dicembre del 2018, quando dovrà essere esperito un nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio.